Nessun big della musica italiana, qui i protagonisti sono i cantanti sconosciuti al grande pubblico ma famosi nei paesi e nelle città a cui appartengono. A loro si rivolgono persone comuni per dedicare un brano a una persona cara. Questo accade in La Dedica, il nuovo programma condotto da Giuseppe Rinaldi in onda su Rai 3 da lunedì al venerdì a partire dal 13 luglio. Un appuntamento con la canzone popolare dove le storie degli artisti locali si intrecciano con quelle della collettività, descrivendo le tante realtà del nostro paese, dal Veneto alla Sicilia. Nella puntata di martedì prossimo La Dedica racconterà la storia dei Calandra e Calandra, due artisti alcamesi che da anni propongono la musica tradizionale popolare rivisitata in chiave moderna. Ci vede protagonisti comunque per un nuovo format che partirà lunedì 13, noi saremo ospiti comunque il 14 e racconteremo un po', ci racconteremo dal punto di vista artistico ma anche familiare, quindi un excursus dei Calandra e Calandra sotto tutti i punti di vista. Purtroppo l'emergenza coronavirus ha un po' stravolto i piani di quest'anno, che vedevano appunto i Calandra e Calandra ospiti in diversi paesi europei e anche negli Stati Uniti. Eh sì, purtroppo è venuto a mancare un po' quello che era il nostro sogno di uscire fuori appunto dalla nostra terra e andare a trovare i nostri conterranei. Avevamo tantissime serate fuori all'estero, purtroppo, come per tutti gli artisti, la cosa si è chiusa in questo modo, però speriamo, siamo fiduciosi che ce la faremo. La canzone popolare siciliana resta rivisitata in chiave moderna, resta il vostro punto di forza. Sì, e diciamo che è da tanto tempo che noi portiamo avanti questo progetto e forse per la prima volta ci siamo trovati, come dire, siamo caduti a fagiolo, perché questo format Rai prevede appunto, c'è una ricerca degli artisti che cantano comunque in lingua popolare, però è rivisitato in chiave moderna, quindi come dire, siamo caduti. È un format che abbiamo fatto noi, dai. È nato quasi per noi, perché dopo tanto tempo molte persone spesso ci hanno detto ma con la musica siciliana voi siete limitati. Noi pensiamo sempre sia invece un punto di forza nostro, perché comunque i siciliani nel mondo sono tantissimi. Abbiamo anche l'occasione ora di far vedere, perché trasmetteranno anche i nostri videoclip, canteremo qualcosa in acustico, quindi penso che sia una cosa gradevole anche per tutti gli emigrati che si trovano comunque in Europa e sono felicissimo di quello che ci sta succedendo. Durante il lockdown qualche nuovo progetto musicale? Abbiamo lavorato tantissimo, almeno su questo sì, perché siamo in fase di produzione per un nuovo CD e contiamo al più presto di uscirlo fuori. Stiamo lavorando in sala di registrazione dopo che si sono aperte di nuovo le frontiere e stiamo realizzando anche un nuovo videoclip, per cui siamo per ora in fermento almeno sul campo lavorativo interno. Produzione. In campo produzione. Lavorativo per esempio. Cosa vi aspettate dalla messa in onda di questo format? Ma guarda, sicuramente un riconoscimento ai nostri sacrifici è la cosa più bella che ci possa capitare in questo momento e noi siamo felici di questa cosa, per cui poi le aspettative saranno e sono tantissime, ma non vogliamo giustamente essere noi a dare l'incipit a questa cosa. Comunque mancano ormai pochi giorni, ma comincio a sentire un po', come dire, i brividi e la pressione addosso, perché ovviamente non sappiamo cosa uscirà, infatti, fuori noi e siamo emozionati come abbiamo girato, ma io non so quello che ha detto lui non sa quello che ho detto io, per cui sarà una sorpresa un po' anche per noi. Sicuramente. Allora noi vi auguriamo che finita questa emergenza sanitaria possiate tornare a suonare tra il pubblico e a sentire appunto il loro calore, che è fondamentale per qualsiasi artista. È la cosa che ci manca. Ho i brividi mentre lo dice, perché ripeto, da 7 mesi che non siamo in mezzo alla gente, che non cantiamo, che non portiamo avanti la nostra musica, quindi ci manca veramente tantissimo. Diamo appuntamento ai vostri fans. Martedì su Rai 3, ore 20:20, La Dedica con i Calandra e Calandra. Rappresentiamo la Sicilia e speriamo di farlo nel modo giusto. Ciao. Ciao, grazie. Vi aspettiamo.